Eccolo Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Siamo benvenuto. felicissimi di averti in Open Day Cinema, Marco. È un Credevo format... fosse radio, invece scopro che è video. Bene, sì, bene. Comunque. sì. Entrambe le cose, siamo in radio e siamo anche in diretta streaming sulla pagina di Facebook. Bene. Quindi ci vedono e ci sentono dappertutto. Marco, questo format è nato in piena pandemia nel 2020 con l'impegno di dare visibilità ai giovani autori e ai giovani filmmaker, quindi partendo anche dai nostri studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, e negli anni si è evoluto molto perché poi anche gli uffici stampa nazionali ci cercano, ci chiedono di dare visibilità ai loro lavori. Ci siamo poco fa collegati con Dario Cangemi, che è il direttore di Hotcorn, giornalista di Palermo, e ci siamo fatti raccontare un po' il clima che si sta vivendo a Venezia, ma noi adesso ti ripresentiamo Dacci un secondo che ti per chi ci ripresentiamo. ascolta alla radio. Irama insieme ad Elodie X, questo brano che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio In questo martedì 2 settembre, sono le 9.35, questo è Open Day Cinema con Ivan Scinardo e Eliana Chiavetta e siamo pronti a presentarvi il nostro secondo ospite di giornata. Abbiamo iniziato con Venezia e continuiamo a pensare a ciò che accadrà nei prossimi giorni a Venezia. Accadrà un evento importante perché il 5 settembre verrà presentato in anteprima mondiale assoluta un film fatto per bene, l'ultimo lavoro di Franco È proprio il titolo Maresco. quello, Sì. cioè non è tipo dire un film fatto per bene, no, il titolo è un film fatto per bene, stiamo vedendo proprio La locandina in bianco e nero dice tutto. Marco, noi ci siamo visti, quanto è stato bello, importante e travagliato questo lavoro, uso questo termine molto delicato. Vai, Sì, Marco. sì, travagliato. Diciamo, come tutti i film di Maresco, dire travagliato è forse un eufemismo. Forse si dovrebbe dire appunto impossibile, si dovrebbe dire infattibile, si dovrebbe dire non sostenibile. Però alla fine, forse proprio per questo che i film di Franco poi sono unici, sono veramente delle opere d'arte, forse più che i film. Mi diverte molto perché nel trailer che è stato fatto per il film è stato definito un quasi film e quindi mi piace molto pensare che abbiamo fatto un quasi film e non un film vero e proprio, ecco, un po' questo. Gli studiosi parlano di metafilm, un po' come i lavori Sì. del grande Maresco e prima ancora della coppia Cipri e Maresco. Ma è bellissima anche perché adesso lo vedremo questo trailer quando switcheremo nella nostra diretta Facebook e YouTube. Ma senti, è vera questa cosa che le riprese sono state interrotte bruscamente tante volte dal produttore Andrea Occhipinti per gli innumerevoli Allora, tagli? diciamo che come in tutti i film di Franco, definire cosa è vero e cosa è finto per motivi non giornalistici ma per motivi reali è veramente difficile. Credo che l'obiettivo di ogni grande film sia quello comunque di essere vero, a prescindere che poi quello che si dica sia una ricostruzione, non si sia inventato di sana pianta o meno. Ed ecco, questo è quello che posso dire, che il film è un grande film e quindi al 100% vero. Dall'altro lato, forse proprio per questo motivo è al 100% falso, ma lascerò, spero, al pubblico che lo andrà a vedere dal 5 settembre come rispondere a questa domanda. Noi adesso... Io ho capito che c'era, cioè, non lo so, da come ne parli sembra che ci fosse un'atmosfera... devi vivere il trailer, già ok. il trailer dice tutto. Marco, noi adesso switchiamo, ma prima di switchare, Marco, è bellissima questa dichiarazione che ha fatto Maresco, che dice: da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. Sì, sì. Diciamo, non si infilava da solo nella trappola, ci portava insieme in questa trappola, per cui sì, ecco, diciamo in poche parole, per chi non sa nulla del film, quello che posso dire è che il film in qualche modo ricostruisce, tra virgolette, l'impossibilità oggi da parte di Maresco, che poi in qualche modo rappresenta non solo un regista ma un artista o, se genio. vuoi, una persona che si occupa, che lavora in questo settore, dell'estrema difficoltà, se non dell'impossibilità di riuscire a portare a termine
diciamo, il film e il proprio lavoro, dovuto ad un mondo in cui non ci si riconosce, dovuto ad un mondo che è cambiato completamente, in cui le regole sono diverse rispetto a quando magari si è iniziato. E forse credo che la sfida più importante del film, che spero possa attirare anche dei giovani, per quanto Franco sia di una generazione passata, che è proprio quello che questo film sia una riflessione a dare più senso a quello che si fa nel nostro quotidiano ogni giorno, pensando maggiormente quanto ogni nostra singola scelta possa avere un'influenza sulla società o sulle persone che ci circondano, su forse costruire un mondo migliore o peggiore, direbbe Maresco, per cui oggi non ci sono più possibilità di rivalsa, più possibilità di felicità. Noi ascoltiamo 1.000.000 di cose da dirti di Ermal Meta e nel frattempo vedremo tante cose su Facebook. Ed eccoci qui, pronti per vedere il trailer. Sì, guarda, dobbiamo gustarcelo tutto perché è veramente una sequenza geniale di fotogrammi tra colore bianco e nero. Ricordiamo l'apporto importantissimo di un intellettuale e cinefilo come Umberto Cantone. Vediamoci la clip. Il film finisce qui, ha tutto giù un limite, basta. È cattivo! Brutta! Io ho problemi con la produzione. Se continuate a fare errori, non arriviamo da nessuna parte. Al film mancano delle cose, non possiamo chiuderlo perché non sono state realizzate. Avevamo scritto una sceneggiatura che filava alla grande. Carmelo Bene veniva fuori con una originalità. L'incertezza ha provocato scompiglio. Se devo leggere altri aforismi del cazzo di Carmelo Bene, li leggo, se no me ne vado a casa. Aspetta un minuto, un cazzetto di merda. Una sorta di maledizione, non riuscire mai a finire una scena. Dov'è Maresco? Perché lei lo sa dov'è. Mi dica dov'è Maresco! Su essere idiota che lo rende felice. Felice solo lui. Gli altri guardavano stupiti. Ma cosa stiamo facendo? Questo film era il solo modo di dare una forma alla rabbia che provo per questo mondo di merda. Diceva sempre: noi vaghiamo nell'universo su un atomo opaco del male. Il tempo è quello che si ammazza o si crede ammazzare. Grazie Madonna. Cose da manicomio. Su una qualche forma sua di autolesionismo, ha voluto mettere in atto il suo muoia Sansone con tutti i filistei. Se vinci hai la vita, se perdi hai la morte, se è patta t'ammazzo, il pareggio non serve a nessuno. Serve qualche istante per rielaborare ciò Marco, che abbiamo visto. Come lo avete assemblato questo trailer? Veramente si entra in un turbine di immagini, tra l'altro capolavoro, tra colore bianco e nero, ma poi c'è questa bellissima scena di Cantone che urla al tassista e dice: ma dov'è Maresco? Ma lui abbandonava Ma dov'è set. Maresco? Sì, diciamo, credo che il trailer dia bene l'idea un po' della follia che abbiamo vissuto tutti quanti, ma al tempo stesso credo che alla fine il racconto della ricerca di Maresco, che è chiaramente una ricerca metaforica, che probabilmente unisce anche la sua ultima trilogia, cioè questo film un po' va a comporre quello che ricordiamo sono stati prima Berlusconi, poi La mafia non è più quello di una volta, e questo che forse è il suo film Marco, più personale. Anche alla radio, dacci un istante così riprendiamo. Aspetta Marco. Ah, scusami. Torniamo in diretta anche in radio dopo aver visto il trailer di un film fatto per bene. Siamo in collegamento con Marco Alessi, produttore del film, che ci stava riportando un po' a riprendere quello che è anche il punto finale di una trilogia, questa sì. che si chiude con questo film. Ricordiamola, Marco. Sì, allora volendo, diciamo, ovviamente andare a selezionare all'interno di un'opera più complessa quella che può essere riconoscibile come una trilogia, che peraltro sono tutti e tre film che vanno a Venezia in sezioni competitive, sono Berlusconi,
la mafia non è più quella di una volta, e questo che è un film fatto per bene, che probabilmente è il film più personale. In tutti e tre i film in qualche modo Maresco racconta una sua, come a dire, difficoltà oggi a comprendere il presente. Proprio per questo motivo, se vuoi, è quasi, nei due film prima era quasi un fantasma, mentre invece in questo film diventa lui stesso l'oggetto della ricerca, l'oggetto della riflessione. Proprio per questo mi piace pensare ad una trilogia e come questo sia il film conclusivo e quello più personale, posto che auguro a Franco ovviamente altri 100 film e via dicendo, e magari aprire una tetralogia invece che una trilogia, però sicuramente penso che questo sia un film che chiude, ed è bello che tutti e tre i film siano stati, sia almeno il prossimo presenteremo venerdì, siano al Festival di Venezia, che è un bellissimo riconoscimento per un film che forse è più locale, o un regista che difficilmente, secondo me, definire un regista più locale di Maresco, più siciliano, più palermitano, direi, forse ancora si potrebbe definire un quartiere di Palermo, e questa secondo me è una cosa molto bella, che racconta anche quanto maggiormente si racconta qualcosa che si conosce molto bene, qualcosa di molto stretto, qualcosa di cui si ha profondamente conoscenza, più si ha possibilità di essere universali. Ricordo anche che Franco con gli ultimi due film aveva vinto a Venezia. Marco, ma un produttore come vive un film che cambia in corso d'opera? Allora, diciamo, nel caso specifico, forse la domanda è come sopravvive a un film che cambia in corso sopravvive, d'opera, mi correggo. È bellissimo. Sopravvive non lo so, però quello che posso dirti è, io questo film è coprodotto insieme ad Andrea Occhipinti e Lucky Red, la mia invece è una società più piccola, ma che è specializzata in un cinema ibrido. In un cinema sono abituato a lavorare con artisti, oltre che registi, ma anche ho lavorato con tanti artisti, e diciamo che nel mondo dell'arte è molto più accettabile e normale, anzi sarebbe considerato un tradimento il non cambiare in continuo i propri piani, i propri progetti, proprio per tenere viva la materia che si racconta, tenere viva la materia della propria espressione, essere pronti a buttare, diciamo, tutto quello che si è fatto per ricominciare. Franco e il suo team continuavano a dire una cosa che è molto dura da ascoltare per un produttore durante la lavorazione di un film. Dicevano: Marco, non lo sai, l'arte è spreco. Dicevano questa cosa, e all'inizio devo dire che ovviamente non la prendevo tanto bene. In realtà devo dire che con il percorso che abbiamo avuto, che è stato molto lungo, perché noi alla fine per fare il film ci abbiamo messo 3 anni, devo dire che alla fine del percorso credo che l'assottigliarsi delle risorse, l'assottigliarsi delle possibilità e così via possa mettere un artista come Franco nella migliore possibilità di creare, perché a volte sono proprio la mancanza di risorse, la mancanza di possibilità che danno la spinta ad un artista per definire meglio la propria grammatica, cioè il cosa fare, perché forse oggi l'urgenza e la necessità di fare qualcosa nel contemporaneo e per probabilmente la società occidentale è sempre più difficile da trovare, e Franco probabilmente ha trovato questo sistema, questo metodo proprio per costruire dentro di sé questa continua necessità che è quella dell'espressione. Devo dire che al netto delle arrabbiature, dei litigi, di tutto quello che c'è stato, comunque è stato un modo per me per riflettere davvero sul senso del fare questo lavoro. Meraviglia. Tra l'altro, Marco, io non vedo l'ora, davvero. Venerdì alle 15:30 in Sala Grande, ti confermo che è sold out, c'è la piattaforma già da lunedì, quando è stata aperta al pubblico. Veramente si è chiusa, nonostante la levataccia alle 6:45, già alle 7 non c'erano più posti. Guarda, ma anche per noi è difficile gestire, Marco, c'è molta attesa. La domanda che si pongono tutti è: ci sarà Maresco? Questo è, dico la verità, no, credo di dire la verità, questo è il modo. Credo di dire la verità, nel rispondere non lo so. Ecco. Credo di dire la verità. Non avevo diciamo, è cambiata secondo me dopo questi lavori con Maresco. Ormai qualunque cosa è messa in dubbio.
Sì, sì, esatto. Bisogna vivere nel dubbio per riuscire non c'è a certezza. scegliere meglio, a fare dei film fatti per bene e probabilmente a fare una vita Si fatta saprà per se bene. qualcuno ecco, gli ha quindi- preso un biglietto, un hotel. Vabbè, ma se gli hanno cioè- preso il biglietto all'hotel, lui può anche non presentarsi, o se nessuno gli ha preso il biglietto all'hotel potrebbe trovare un modo alternativo per arrivare. Lì sta anche. Sì, no, ma io mi aspetto di tutto, tutti ci aspettiamo di tutto e vediamo Beh, cosa c'è succede. una Intanto- splendida copertina, Marco, di Repubblica, del venerdì di Repubblica, bellissima, c'è proprio sono 5-6 pagine Sì. di Emiliano Monreale davvero che raccontano questo splendido film. Marco, grazie, noi adesso andremo Grazie in a voi. pubblicità e faremo vedere una clip ancora del film con Ciccio Mira, e quindi noi ti lasciamo ai tuoi impegni e ci vediamo a Venezia. In bocca al Marco, lupo. ciao Ciao. caro, ciao. Pubblicità, si torna fra poco, sempre con Open Day, sempre in diretta su Radio In, dove ci troverete fino alle 11, sia alla radio ma anche in streaming sulla pagina Facebook. La tua città. Non abbiamo esaurito quello che è l'argomento che stavamo trattando fino a qualche No, istante perché fa. è una chicca Vai, cos'è, per cos'è? i cinefili, quelli che vanno a Quelli letto come tardi. Io vado a letto prestissimo la Ormai sera, pure io. ma questa fascia che andava in onda su Rai 3, inventata da quel genio di Enrico Ghezzi, che era Cinico TV, una buona parte dei personaggi li abbiamo visti nel sì. trailer, soprattutto quando ci sono le immagini in bianco e nero, quello è un Appartiene, rimbalzo, certo. assolutamente un atterraggio su Cinico TV. E il cavallo di battaglia di Maresco era Ciccio Mira, non si capiva, questo impresario. Abbiamo una clip che è una chicca quest'oggi per Open Day Cinema su Radio In. Guardiamo. Il depensamento è essere o non essere è la stessa cosa. È la mamma dei cretini che... Ciao. È sempre gravida, è sempre incinta. È incinta, vabbè, lo sapeva. Vai, silenzio tutti quanti. Il depensamento è essere o non essere è la stessa cosa. È come una mamma, anzi la mamma dei cretini che fanno figli. Ma chi ci dà, scusa, la mamma dei cretini che fanno figli? Ma che ne so, io penso che una mamma... La mamma dei cretini è sempre incinta, è un avuto discusso. Dai, depensamento, dai. Il depensamento è essere o non essere è la stessa cosa. La mamma dei cretini che è sempre incinta. Ecco, Mira, chi è il padre dei cretini? Il padre che mette incinta diciamo, la mamma, giustamente, e si fanno figli a non finire. Cretini.